Efrem nacque a Nisibi in Mesopotamia intorno all'anno 306, sotto l'imperatore Costantino. Fin da piccolo sentì una forte chiamata verso la fede cristiana, nonostante i suoi genitori fossero pagani. Suo padre, un sacerdote degli idoli, non accettò la sua scelta e lo perseguitò. Costretto a lasciare la casa paterna, Efrem si rifugiò presso il santo vescovo Giacobbe all'età di 15 anni. Dopo 3 anni di intenso studio e preparazione, Efrem ricevette il santo battesimo. Il suo ingegno brillante e la sua vita esemplare lo resero caro al vescovo Giacobbe, che lo coinvolse in importanti incarichi. Efrem divenne il suo fedele compagno di viaggio e assistente. Efrem aprì una scuola di sacra scrittura a Nisibi e per molti anni insegnò con passione. Durante questo periodo, la città fu più volte assediata dal re persiano. Efrem si distinse come un eroico difensore della città, sostenendo il morale dei cittadini con la sua fede incrollabile. Quando il vescovo Giacobbe morì nel 338, Efrem lasciò la scuola ma continuò a insegnare. I suoi allievi divennero uomini santi e illustri, testimoni della sua dedizione e saggezza. Nel 362 Efrem si recò in pellegrinaggio a Edessa, dove trovò dimora stabile. Attratto dalla vita santa di alcuni monaci che vivevano su un monte, si unì a loro per perfezionarsi ulteriormente nella virtù. Efrem, di natura collerica, imparò a controllare la sua ira fino a diventare noto come l'uomo più calmo. Spesso meditava sul giudizio di Dio, tremando al pensiero del rendiconto finale. Le sue prediche sul giudizio erano così intense che chiunque le ascoltasse ne rimaneva profondamente scosso. Nonostante la vita monastica, Efrem usciva spesso tra il popolo per predicare il Vangelo e combattere le eresie. Compose numerosi inni per diffondere la verità e smascherare il falso. Questi inni, cantati nelle chiese, divennero strumenti potenti di evangelizzazione. Efrem rimase semplice diacono per tutta la vita, ma il bene che fece fu immenso. Durante l'invasione degli Unni e la carestia si distinse come consolatore e pacificatore, aiutando chiunque fosse in difficoltà. Efrem lasciò innumerevoli scritti, tra cui commentari biblici, poesie siriache e inni lirici. Scrisse anche sull'importanza della verginità e sulla santità di Maria. Nel 1920 il pontefice Benedetto XV dichiarò Sant'Efrem dottore della Chiesa con l'enciclica Principi Apostolorum. La sua vita e i suoi insegnamenti continuano a ispirare fedeli in tutto il mondo, un simbolo eterno di fede e coraggio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.